Anche in provincia di Agrigento, il prossimo venerdì 2 giugno si celebra la festa nazionale della piccola grande Italia. Ioppolo Giancaxio è tutto pronto per la 7ª edizione di Mangia e Passia, Picco Festival del cibo, della musica e dell'arte di strada. L'evento si inserisce nella 20ª edizione della campagna nazionale di Legambiente denominata Voler Bene all'Italia ed è divenuto un appuntamento fisso con il quale in maniera ludica e ricreativa si intende mettere in risalto l'inestimabile ricchezza culturale custodita nei borghi italiani. Temi centrali di quest'anno sono la pace e la transizione energetica, con particolare riferimento a quelle comunità rappresentative di un nuovo modello di democrazia energetica, ma soprattutto occasione per sottrarsi al ricatto di gas e petrolio, prendendo concretamente le distanze da tanti conflitti. E proprio in ragione di ciò, gli organizzatori di Mangia e Passia, vale a dire il comune di Ioppolo Giancaxio, insieme a Legambiente con il circolo Rabat di Agrigento, gli uffici delle riserve naturali Maccalube di Aragone, Grotte di Sant'Angelo Muxaro, hanno abbinato alle manifestazioni anche un'estemporanea di pittura in collaborazione con le Belle Arti CAF dal titolo La pace è rinnovabile, che prevede la premiazione dell'opera che avrà restituito al meglio questa visione di pace collegata alla diffusione delle energie pulite. Principali attrattive dell'evento, come del tutto ovvio, sono le specialità che verranno proposte ai visitatori. Si andrà dai classici panini con le panelle, con le crocchette, con le melenzane fritte, la meusa con la salsiccia, con la carne di cavallo, la porchetta con l'hot dog, alla tipica roba cotta siciliana conosciuta come quarume. Immancabili sono le arancine e i curriluna, un po' di pizza, un po' di sfincione. Per dissetarsi si potranno gustare delle ottime birre artigianali oppure sorbire la vera grattatella siciliana. Vasta anche la scelta per gli amanti del dolce, con le crepe, il gelato artigianale, le novità del frozen yogurt e una degustazione gratuita di questi cannoli e cassatini, quest'ultima grazie anche alla partecipazione di Creadoc, ambasciatori del gusto della cultura siciliana nel mondo, con il fiore all'occhiello del vero pistacchio sicano della Valle del Platani. Il tutto condito dal sottofondo musicale del violinista Ugo Adamo, che si esibirà in pomeriggio con l'apertura degli stand prevista per le ore 17, quindi uno spettacolo comico eccentrico di follia teatrale urbana. Ci vuole camma con Gianmarco Amato, solo show, mentre a concludere in musica Ioppolo Giancaxio la serata sarà l'esibizione del cantante catanese Claudio Bartuccio, che proporrà un concerto in acustico con la versione On Man Band, chitarra acustica e voce.